Buonasera a tutti, bentrovati e buon anno dalla redazione di TG Bassano. Come di consueto la prima edizione dell'anno è quella che guarda al 2025 che abbiamo salutato appena poche ore fa. Uno sguardo veloce con alcuni dei fatti principali che hanno caratterizzato i 12 mesi alle nostre spalle. Ovviamente non può starci tutto, ma racconteremo ad esempio del Tribunale di Bassano, di due gravissimi incidenti con giovanissime vittime nel nostro territorio, a Tortima di Lusiana Conco e ad Asiago, e poi gli alpini, la fuga di gas a Rosai, l'inaugurazione del teatro Politeama. Partiamo allora con questa rassegna del 2025 dalle notizie che riguardano il Tribunale di Bassano. Dal Ministero via libera al Tribunale della Pedemontana. Nei prossimi giorni infatti il Governo presenterà un testo di legge che prevede la riapertura delle sedi giudiziarie chiuse nel 2012 e l'istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano da Grappa. Quello che annunciamo oggi è un risultato storico rispetto al passato e consentirà di erogare in modo migliore il servizio della giustizia in un territorio con un PIL tra i più elevati in Europa. Arriva così, dalla voce del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, la notizia che 3 province, 500.000 di abitanti e un numero notevolissimo di aziende aspettavano da tanto tempo ormai. Il Tribunale della Pedemontana non è più solo un faldone sul tavolo di qualche ministro, ma una strada da seguire. Lo ha annunciato in Senato il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, rispondendo a un'interrogazione del senatore vicentino Pier Antonio Zanettin sul tema del Tribunale bassanese. Il provvedimento di Zanettin prendeva spunto infatti da un'ispezione effettivamente avvenuta qualche mese fa da parte del personale del Ministero proprio negli spazi del Tribunale cittadino. Effettivamente il Ministero ha svolto un sopralluogo presso la cittadella giudiziaria nei locali indicati dall'amministrazione di Bassano del Grappa e resi effettivamente disponibili come sedi di una possibile futuro ufficio di nuova circoscrizione giudiziaria. Insomma, il sopralluogo c'è stato ed è servito per capire se gli spazi siano adeguati. Ma c'è di più. Il governo fa sapere che c'è un progetto in ballo ed è un progetto rivoluzionario. L'atto di sindacato ispettivo offre l'occasione infatti per annunciare la presentazione a stretto giro di posta da parte del governo di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l'infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012. Ricapitolando, Bassano appare come una sorta di progetto pilota in un disegno di legge che vedrà la luce entro breve e che andrà a ripristinare i crateri lasciati dalla riforma della giustizia di qualche anno fa. L'attenzione del Ministero della Giustizia è massima e consentirà di dare le migliori risposte alle richieste di efficienza del servizio di giustizia che vengono da diversi territori, oltre a evidentemente Bassano del Grappa. L'uscita dalla scuola Pascoli nel pomeriggio è tranquilla come sempre. L'appuntamento che mamme e alunni si danno è per lunedì mattina, ma i cancelli non riapriranno per alcuni giorni. La decisione del sindaco di Bassano Nicola Finco deriva da quanto accaduto in mattinata. Sono accaduti alcuni calcinacci all'interno di una classe e quindi per questo ho chiesto subito una perizia su tutto l'istituto che verrà eseguita nei primi giorni della prossima settimana, perché voglio che ovviamente i nostri ragazzi siano all'interno di edifici e scuole sicure. Quindi per i primi giorni la scuola sarà chiusa. Nessuno era in aula al momento del crollo, essendo scolari e insegnanti altrove in quel momento. Del fatto sono state subito avvisate tutte le famiglie. Ancora non è possibile stimare la durata della chiusura. Dipende da cosa ne uscirà da questa perizia, perché se non ci saranno problemi particolari la scuola potrà essere tranquillamente riaperta nei prossimi giorni, ma se dovessimo registrare situazioni particolari, tanto da dover fare degli interventi mirati, ovviamente dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Già oggi pomeriggio ci siamo mossi, stiamo valutando a livello cittadino, anche nelle vicinanze proprio del Pascoli, delle soluzioni alternative in modo da creare il meno disagio possibile alle famiglie, ma soprattutto per garantire edifici sicuri ai nostri
questi ragazzi. Sono 150 gli alunni della primaria suddivisi in 8 classi organizzate con la settimana corta. L'edificio della Pascoli risale agli anni 60 e l'incidente, fortunatamente senza conseguenze, diventa subito occasione di scelte amministrative. Purtroppo nel corso degli anni è mancata una seria pianificazione dell'edilizia scolastica, si sono persi treni importanti come quelli del PNRR e per me oggi, come lo dico insomma da più mesi, la priorità sono gli istituti scolastici. Il tema della pianificazione porta lo sguardo in avanti. L'impegno della mia amministrazione sarà nel realizzare ovviamente il prima possibile una nuova scuola a sud di Bassano e soprattutto continuare un'opera di manutenzione di tutto il patrimonio esistente, anche se ad oggi non abbiamo tantissime risorse, ma lo sforzo che faremo sarà proprio nel intervenire direttamente per mettere in sicurezza i tanti plessi scolastici che abbiamo. L'idea l'anno scorso si configurava come un esperimento. Quest'anno siamo alla seconda edizione e quindi entra nell'alveo della tradizione. Noi abbiamo tutta l'intenzione di rispettare le nostre tradizioni e quindi tutti gli anni i primi corsi di volontari riceveranno il cappello alpino qui a Bassano. Parte con questa bella notizia la settimana alpina a Bassano del Grappa, che culminerà sabato prossimo 29 marzo con la consegna del cappello a 103 cadetti al termine dell'addestramento nella Scuola Militare Alpina di Aosta. Un grande momento per la città, culla dell'alpinità, medaglia d'oro al valor militare, ed è tanta l'emozione per le penne nere, a cominciare proprio dal presidente nazionale Ana. Venire qui, capire cosa vuol dire alpinità, cosa vuol dire essere alpini è importante. È importante perché questi possono essere veramente il nostro futuro e noi su questo crediamo, noi questo vogliamo e vogliamo veramente quel motto che è scritto su uno di questi monti sacri sull'Ortigara, per non dimenticare. Lei ha voluto precisare che non è una semplice cerimonia quella che ci sarà sabato. Sì, esattamente, non la inquadrerei nel concetto di cerimonia, ma l'inquadrerei nel concetto di esperimento, un esperimento lungo una settimana a Bassano, in cui vorremmo essere contaminati. Contaminati da che cosa? Da un'alpinità che qua trova residenza, casa, è iscritta in un DNA di tipo geografico. I cadetti, 24 donne e 79 uomini, saranno ospitati nell'ex caserma Montegrappa, che per una settimana intera rivivrà gli antichi fasti, o quasi. Rivivrà la caserma Montegrappa, sia pure con funzionalità ridotte e limitatamente allo spazio a noi assegnato, ma è un bel vedere, un bel sentire, vedere gli alpini che si muovono dopo tanti anni di nuovo all'interno per questa operazione, e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro di questa caserma. Nei prossimi giorni i militari incontreranno le scuole, visiteranno i Monti Cari alla Patria, Grappa e Pasubio, si ritroveranno in appositi simposi e si caleranno tra la gente nelle libere uscite serali, e per le strade della città si torneranno a veder passeggiare i soldati e le soldatesse in divisa, come in passato. Hanno cercato per ore il punto critico che ha provocato la fuga di gas nell'abitato di Cusinati di Rosà. Vigili del fuoco, tecnici di Italgas sono rimasti sul posto per tutta la notte per identificare la perdita e tenere al sicuro le case e gli abitanti. La conduttura, che come altri sottoservizi transita sotto la statale 47, era stata segnalata alla ditta che stava lavorando per la posa della fibra ottica. La rottura ha provocato prima una chiusura parziale della viabilità, dopo le 20 il blocco totale per ragioni di sicurezza. Contemporaneamente sono stati presi altri provvedimenti. Vigili del fuoco a un certo momento sono passati casa per casa a staccare gli interruttori generali della corrente e quindi siamo rimasti senza corrente, più che altro per i condizionatori, per eccetera. Due, è andato modo di dire: se hai qualche posto puoi andare a dormire in qualche altra parte, sei più tranquillo, eccetera. Verso sera che ho visto tutto sto via vai dei vigili, sono a vedere. Era un carabiniere che ha detto che stiamo lontano perché era dei momenti d'aria che ti sentivi il gas. Dopo me manda via perché pare che si è fatto qualcosa. E dopo ho visto che tornava, ma manda via tutti. Stanotte si è sentito qualcosa, rumori o odore di gas? Io ho una camera qua e sono nel letto tardi. Però il gas ha aperto là, perché a Rosà a luna chiude i lampioni. Signora dell'incrocio che ha detto no, invece era chiuso perché ero su. Io ho aperto là e mi ha detto così per dar via il gas.
E ha rotto di qua, prima dell'una col motopicco, perché pomeriggio ha rotto di là, dopo ha rotto di qua. Tutto alla fine si è risolto al meglio, senza conseguenze per le tante persone che qui abitano. Il ripristino del manto stradale, rotto in almeno 3 punti nella zona dell'incrocio, ha dovuto rispettare le rigide direttive ANAS. Per avere delle comodità, vedi fibra ottica che è una grande cosa, eccetera, si deve pagare anche qualcos'altro. La medaglia ha sempre il suo rovescio. Io ho corso subito e l'ho visto, ho chiamato Stefano pensando che fosse magari una rottura, invece no, ho visto che faceva il massaggio cardiaco e ha avuto poi, toccavo la fronte, la giugolare per sentire se era calda, sembrava calda ma... Un dolore inimmaginabile, quello che stanno vivendo Moreno e Samuele Angonese, padre e fratello del piccolo Stefano, morto domenica sera a soli 13 anni, travolto da un'auto pirata a Tortima di Lusiana Conco. Il ragazzino stava percorrendo a piedi la provinciale 72 assieme a un amico. I due dovevano raggiungere la vicina piazzetta. La tragedia è avvenuta a poche centinaia di metri da casa, proprio in questo punto dove oggi ci sono i fiori che ricordano una giovanissima vita stroncata. È dura ciò, è dura, veramente dura. Sentire la mancanza di un bambino di 13 anni, che adesso non c'è più. Devo far forza ma è difficile. E per me è stato peggio di tutti i traumi subiti, questo è più profondo. Perché c'era un legame fortissimo tra voi due? Litigavamo ma avevamo un legame fortissimo. Il corpo di Stefano è stato portato all'ospedale di Vicenza, dove sarà sottoposto ad autopsia, mentre l'amico è stato dimesso dal San Bassiano, anche se è distrutto dal dolore per la perdita del compagno d'avventure. Tutta la comunità di Tortima è scossa da questa tragedia, come ci conferma la sindaca di Lusiana Conco, Antonella Corradin. E tutta la comunità è vicino alla famiglia angonese proprio per sorreggerli, per aiutarli e per sostenerli in questo momento così terribile. Non è possibile che 2 ragazzini a piedi in mezzo alla contrada possano essere travolti da un'auto che se ne va. Quando si saprà il giorno dei funerali avete già preso anche una decisione proprio come amministrazione? Certo, il giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino proprio per ricordare questo ragazzo, per ricordare Stefano e per essere più vicini tutti quanti alla sua famiglia. Intanto in mattinata il fratello Samuele aveva lanciato un appello attraverso le nostre telecamere. Vorrei fare un appello a tutti. In caso di queste situazioni e anche chi commette questi reati, si può dire, questo omicidio, di costituirsi, almeno quello. Sai che il danno hai fatto e hai rovinato una famiglia, ma non è troppo tardi. E le forze dell'ordine sono sempre più vicine a rintracciare la persona che ha travolto e ucciso un ragazzino, strappandogli la vita senza neanche fermarsi a soccorrerlo. È passato un anno da quella terribile notte tra il 5 e il 6 ottobre 2024, quando Sammy Basso, il giovane ricercatore attivista che aveva dedicato la sua vita alla ricerca per la cura delle malattie rare, a cominciare dalla progeria, patologia da cui era affetto, se ne andò. Un anno lungo, difficile, soprattutto per le persone che lo avevano conosciuto e amato, per i genitori, Laura e Amerigo, che mai, nonostante l'enorme dolore per la perdita del loro figliuolo, hanno perso di vita l'obiettivo che lo scienziato, scomparso a soli 28 anni, voleva raggiungere, ma soprattutto hanno tenuto fede alla sua richiesta, vergata nero su bianco su quella indimenticabile lettera letta dal vescovo durante il rito funebre: ricordandomi fate festa. E così è stato il concerto dei Beat Matrix al Palau Broker di Bassano in onore di Sammy, dedicato ai suoi amati Pink Floyd, Wish You Were Here, e per un attimo lui era lì in un palazzetto gremito. È stato bello perché è stato un modo molto bello, come piaceva a Sammy, proprio di ricordare lui facendo festa. Un anno dalla scomparsa, cosa c'è oggi? Allora, c'è ancora tanto vuoto qua a casa, quello sì, perché lui riempiva, energia pura, però abbiamo tanto, ci ritorna tanto dell'amore che lui ha dato.
Sammy fisicamente non è più qui, però si è creata una grande famiglia d'anima, figli e figlie d'anima, possiamo chiamarle così? Tantissime, veramente. Ci siamo accorti di quante relazioni aveva Sammy e continuava a sostenere, dunque tutte riescono ancora ad ora a sostenerci, a voler essere presenti, a voler continuare a far parte di questa grande famiglia. E questo è veramente un grandissimo aiuto. Se Sammy avesse visto il concerto, cosa avrebbe detto? Che roba, tanta roba, Tusi. Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Nicola Xausa, il ventenne al volante della Peugeot 207 che la notte tra sabato e domenica si è schiantata contro il monumento al centro della rotatoria di Via Verdi ad Asiago. Una tragedia in cui hanno perso la vita, oltre al conducente, altri 2 amici coetanei, Pietro Pisapia, residente come Nicola, Luciana Conco, e Riccardo Gemo di Creazzo. Oltre a loro nell'auto c'erano altri 2 ragazzi che si sono salvati, anche se le condizioni, soprattutto per uno di loro, sarebbero molto serie. È stato il giovane che sedeva sul lato passeggero a chiedere aiuto, riuscendo a uscire dal veicolo incurante delle lesioni riportate, completamente sotto shock, trovandosi di fronte a uno scenario drammatico. Impotente davanti alla morte dei 3 amici che sarebbero deceduti sul colpo, i corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Oggi nel punto dell'incidente stradale ci sono fiori colorati. È qui che l'auto si è fermata arrivando a folle velocità dalla provinciale 349. Una saetta, così dice il sindaco di Asiago Roberto Rigoni Stern dopo aver visionato il video della sorveglianza comunale ora al vaglio degli inquirenti. E quando succedono queste tragedie si può solamente mantenere il silenzio e il rispetto verso il dolore di chi resta. Certo c'è un tema di preparazione, un tema di formazione, un tema di sensibilizzazione verso il valore della vita umana che può sicuramente agire sulla prudenza che soprattutto i ragazzi di questa età devono mantenere nel momento in cui si mettono alla guida di un veicolo. Un forte messaggio quello del sindaco Rigoni Stern, così come intensi i messaggi lasciati dalla famiglia di Stefano Angonese, il 13enne morto un mese fa travolto da un'auto. Il fratello Samuele ha voluto far sentire la vicinanza alle famiglie dei suoi compaesani, Pietro, che conosceva molto bene ancora dalle scuole medie, e Nicola. Questa tragica notizia mi ha sconvolto perché mai pensavo di perdere così tante delle persone cari in così poco tempo. È come se i pezzi di comunità si sgretolassero perché siamo sempre state comunità unite e pian piano. Avete voluto lasciare 2 messaggi alle famiglie di Pietro e di Nicola per far sentire la vostra vicinanza. Sono dolori che non dovrebbero mai essere provati da nessuno, però noi ci teniamo a essere anche vicini. Merda. La serata delle grandi occasioni a Marostica per l'inaugurazione ufficiale del rinnovato Politeama restituito alla città, un polo culturale capace di ospitare 386 persone tra platea e 2 gallerie, 100 nel ridotto, un intervento da 2 milioni di euro, di cui 1 milione da fondi ministeriali. Direi prima di tutto una grandissima emozione e un grandissimo orgoglio. Dopo tanto parlare, finalmente il Politeama viene depennato dalla lista dei 313 teatri chiusi in Italia e finalmente viene riconsegnato alla città. Questa non è solo un'opera pubblica fredda, ma è un'opera pubblica che è destinata a crescere sempre di più, ad animarsi, a vivere e ad attrarre bellezza. Io spero che questo gioiello che oggi consegniamo alla città diventi un punto di orgoglio non soltanto per Marostica, ma per l'intero territorio. Momento particolarmente toccante la dedica che il sindaco Mozzo ha voluto fare al compianto assessore Bertolin e al suo lavoro per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ad aprire una stagione che si preannuncia già ricca, curata dal centro di produzione teatrale La Piccionaia, il quinquetto di ottoni dell'orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza.
Dunque col Politeama rinnovato chiudiamo lo sguardo al 2025 che si è appena concluso, ma prima di salutarci continuiamo a viaggiare, ad entrare nelle vostre case tramite i vostri presepi. Anche in questa prima edizione del 2026 proponiamo una rassegna di quelli tantissimi anche quest'anno che ci avete inviato, e con questo noi ci salutiamo, vi auguriamo ancora a voi e alle vostre famiglie un felice 2026 e l'appuntamento è domani alla stessa ora con le altre notizie di TG Bassano.